Eccoci insieme, stiamo parlando delle case di riposo. Gino Ferraresso dello SPCGL Welfare collegato Veneto è collegato qui con noi. Allora come si può risolvere questa questione? Bisognerebbe che ci fosse un contributo rilevante anche per mantenere la badante a casa. Certo. Allora io faccio due esempi concreti dove Sì, si può intervenire senza aspettare insomma, provvedimenti a livello nazionale, si possono fare a livello regionale. Il primo attualmente per quanto riguarda gli anziani che hanno problemi, che stanno a casa, ci sono dei contributi dati dalla Regione Veneto che riguardano, che si chiamano domiciliari. come si chiamano? Ho sentito Queste, male, c'era l'audio che era in- disturbato. Come si chiamano? allora, impegnative di cura domiciliare. Perfetto. Queste impegnative già adesso vengono date alle famiglie, agli anziani a domicilio. La maggior parte di questi contributi sono contributi di 200 euro al mese. Noi pensiamo che questo contributo di 200 euro al mese si possa innalzare in maniera adeguata, però collegandolo al fatto che si dimostri che si ha un assistente garante al proprio servizio, quindi con il contratto regolare, cosa che già esisteva nella Regione Veneto, si dava un contributo per questa fattispecie e si chiamava invece assegno di cura. Ecco, la Quando interrompo un si attimo, lavora in casa. perché non lo sentiamo neanche, non sentiamo molto bene, c'è l'audio un po' disturbato. Eccola, forse magari adesso si sente meglio. Volevo chiedere questo, anche fossero 200 euro, a parte che magari messa in regola una badante non ti costa 200 euro ma 1200, ma No. quindi sono irrilevanti come cifra. A fronte di che cosa? Di un ISE di un certo tipo? Perché anche io immagino un pensionato che anche gli Chiaro. andasse, fosse contento, felice e si porta a casa 1500 euro al mese, ipotizziamo, e anche fosse proprietario di una casa, 1200 euro per la badante, gli resta pochino per bolletta del luce, gas, se vuole avere un po' di riscaldamento e torno a dire mangiare un pezzetto di carne una volta a settimana, eccetera. Non ci siamo? Ve lo dico Allora, perché... già adesso le impegnative di cura domiciliare sono collegate all'ISEE. Qui è un problema. Sono già collegate, ma è un ISEE abbastanza alto per cui insomma ci rientrano molte famiglie, molti anziani per quello. L'importante sarebbe appunto di 200 euro nel caso in cui appunto c'è un assistente familiare al servizio in maniera adeguata. La seconda cosa che si può fare a livello veneto, in Emilia-Romagna lo hanno fatto, la regione Emilia-Romagna con l'Agenzia delle Entrate ha fatto un accordo con il quale è fatto quanto della spesa sanitaria, adesso parliamo invece delle case di riposo, si può detrarre nel caso in cui una persona sia in casa di riposo. Perché cosa sta succedendo? Sta succedendo che nel caso in cui una persona è in casa di riposo si può detrarre la spesa sanitaria dalla denuncia dei redditi, però la casa di riposo molte volte ogni casa di riposo fa un conteggio per i cavoli suoi. Mm. Facendo invece un calcolo a livello regionale si potrebbe detrarre dalla denuncia dei redditi questa spesa in maniera insomma, più pesante, mettiamola così. Questo però riguarda le case di riposo. Certo. Ritorno sul tema delle assistenti familiari, c'è un'altra questione che è emersa in quel periodo, che è anche la formazione di queste persone. Mi riferisco alla formazione anche in particolare sotto l'aspetto sociosanitario, perché è emerso insomma quali difficoltà anche per le stesse badanti ci sia stata in questo periodo
adeguate cure sociosanitarie alla persona con cui conviveva. Ecco. Cioè bisogna che a questo punto, visto che comunque la paghi, la metti in regola e tutto, almeno che sia una persona capace, formata e adatta a supportare un certo tipo di carico sociale, ma anche un minimo sanitario, insomma, che sia adeguata al ruolo. Un secondo solo, la interrompo perché... Se mi permetti, Elena, la Regione Veneto un anno fa ha fatto una legge regionale dove, come tante cose che fa la Regione Veneto, anche buone, però che rimangono sulla carta, dove prevedeva tra le altre cose sia questa cosa del sostegno economico alle famiglie nel caso di assistenti familiari regolarizzati, sia l'avvio della formazione e sia un'altra cosa che però nessuna delle tre è partita, di un albo regionale delle assistenti familiari, questo anche per aiutare l'incontro domanda-offerta che c'è nel territorio. Non è partito? Non è partita nessuna delle tre cose. Ah, signore, questo è importante, sarebbe stato importante. Allora, sentiamo adesso, c'è preoccupazione da parte del sindacato, sentiamo la segretaria Elena Di Gregorio cosa dice a riguardo. Quindi noi siamo preoccupati perché la Regione non parla di riforme e se non interviene adesso noi ci troveremo in autunno con il rischio che il dramma e le tante morti che sono succedute in questi mesi si possa ripetere. Quindi noi chiediamo un'assunzione di responsabilità alla Regione, abbiamo chiesto l'attivazione di un tavolo che si è riunito una volta sola e poi la Regione ha disatteso i propri impegni, quindi noi vogliamo che si confronti con i rappresentanti dei pensionati, delle persone anziane e anche con i rappresentanti del mondo del lavoro, perché sappiamo che c'è all'interno delle case di riposo, ci sono forti discriminazioni, c'è lavoro sottopagato, c'è una carenza di personale e il lavoro correttamente retribuito costituisce una qualità anche del servizio che viene erogato agli anziani. Abbiamo chiesto anche che i tavoli che si sono attivati dalle province con le prefetture nell'emergenza del Covid si trasformino in osservatori provinciali, perché abbiamo bisogno di fare un'operazione di verità, di chiarezza, di sapere cosa è avvenuto concretamente dentro le case di riposo, perché ci sono delle case di riposo che hanno retto e altre case di riposo dove invece si è verificata una strage e quali sono gli interventi necessari che attengono alla responsabilità della Regione in primo luogo, ma anche degli altri soggetti che vanno messi in atto da subito proprio per prevenire e evitare che questa cosa si ripeta. Su quelle che sono le responsabilità anche penali sta indagando la magistratura, questo è un altro tema, noi possiamo solo fare riferimento a quelle che sono le responsabilità politiche. La Regione Veneto aveva deliberato l'avvio di una commissione d'inchiesta che noi abbiamo apprezzato, però ad oggi leggiamo dalla stampa che non si è ancora costituita perché ci sono ancora delle forze politiche che siedono, che partecipano alla giunta regionale che non hanno ancora nominato i propri rappresentanti. Pensiamo sia una cosa molto grave e non rispettosa delle tante morti e dei familiari che in questo periodo hanno sofferto molto per un'assenza di informazione e di comunicazione con i propri cari. C'è stata un'impossibilità di contattarli comprensibilmente perché andavano messi in sicurezza loro e anche i familiari, ma noi avevamo chiesto che venissero adottati altri strumenti di comunicazione e non sempre questo è avvenuto. Noi abbiamo avuto familiari che ci contattavano perché erano preoccupati, perché passavano giorni senza informazioni sulla salute dei loro cari, non sapevano se erano contagiati, non sapevano dove erano, cosa stava avvenendo. Un dramma fortissimo per loro e un dramma per gli anziani che si sono sentiti abbandonati e lo sappiamo che di solitudine si può anche morire. Adesso le linee guida consentono l'accesso regolamentato ai familiari, noi vorremmo anche su questo che ci fossero delle garanzie su come questo può avvenire e quindi anche qui chiamiamo in causa la Regione Veneto e le ASL perché controllino che le regole vengano rispettate e che venga rispettata la dignità delle persone. Quello che è avvenuto in questi mesi, che ha colpito pesantemente la popolazione anziana, non deve più avvenire in Veneto. Allora, non deve più avvenire da nessuna parte del nostro paese, non dovrebbe più avvenire. Segretario Gino Ferraresso,
Queste situazioni in alcune strutture non sono state così gravi perché c'era un'organizzazione interna, c'erano anche degli spazi adeguati e personale preparato, velocemente aggiornato su cosa fare in queste emergenze, ma non dappertutto è così, ci sono strutture più piccole, altre sovraffollate, altre peraltro molto molto vecchie, questo è un altro aspetto rilevante, non solo per la nostra regione ma anche per altre parti d'Italia ancora di più. E questo rende tutto più difficile perché i soldi, il budget è quello che è e i miracoli non si riescono a fare. Sì, c'è anche qua un tema che è emerso con forza con il Covid e che è quello di che risposte sanitarie o sociosanitarie complessivamente dà una struttura come sono le case di riposo nel Veneto. Il problema è che ormai insomma, sono anni che lo sappiamo, è che queste strutture prevalentemente ospitano persone che hanno problemi sanitari importanti. Allora la domanda che ci si pone è le strutture residenziali oggi sono le case di riposo di ieri? No, nel senso che la maggior parte delle persone che ci sono persone che hanno patologie, come dicevo prima, gravi sanitarie, quindi bisognerebbe anche ripensare l'organizzazione complessiva di queste strutture che da sociosanitarie sono diventate prevalentemente sanitarie. E allora se sono sanitarie bisogna rivedere il personale, l'organizzazione, il finanziamento, il contributo regionale. Perché se no, tra virgolette, ci prendiamo in giro, facciamo passare queste case di riposo come strutture dove gli anziani insomma sono più che altro autosufficienti, cosa che attualmente non è. Però c'è questa situazione, allora da un lato c'è bisogno di strutture, come dice lei, più sanitarie ed è indubbio, quando una persona non è autosufficiente, è pluripatologica, è necessario un certo tipo di attenzione, ma anche condivide spazi e tempi con persone che sono in una situazione analoga, per cui tutto sommato c'è un blocco. Dopo ci sono anche nella stessa struttura persone più autosufficienti o addirittura autosufficienti che però non se la sentono più di stare a casa propria perché vivono isolati per una serie di ragioni, perché magari anche hanno abitazioni grandi, vecchie che non riescono a gestire, insomma è comprensibile. E anche queste persone hanno dei loro diritti, visto che pagano la retta, ed è giusto tenerli attivi, tenerli in collettività con altre persone della stessa età più o meno e della stessa situazione. Cioè bisognerebbe forse creare di queste strutture, tra virgolette, che non sono sanitarie insieme a quelle che sono sanitarie, quindi a seconda dei livelli di gravità, visto che di anziani ormai ne abbiamo veramente tantissimi, benissimo questa cosa, ma la prospettiva è che se non succedono altre disgrazie e pandemie potrebbero arrivare a 100 più anni, quindi in situazioni magari di pseudo autosufficienza, non hanno bisogno di... Cioè, quindi ci sono varie configurazioni, fattispecie, no? Sì, su questo ci vengono in aiuto i numeri. Nel Veneto siamo circa 200.000 non autosufficienti. 200.000 non autosufficienti, quindi? Sì. Nelle strutture residenziali, nelle case di riposo, noi abbiamo circa 30.000 posti, diciamo. Poi non tutti questi sono naturalmente per non autosufficienti, facciamo conto che abbiamo circa 25.000 non autosufficienti, il che vuol dire che le strutture residenziali coprono assolutamente. Della platea. E gli interrompo un attimo, che così anche andiamo in pubblicità e vediamo se l'audio si riesce a sistemare un secondo. Allora, 25.000 posti a disposizione, non vuoti, perché se fossero vuoti tutti si precipitano, chi ne ha bisogno. A fronte di 200.000 persone non autosufficienti, questa è la questione, vediamo come si può risolvere, intanto andiamo in pubblicità.